una giornata speciale, quella di domani, che vedrà protagonista la città proprio alle ore 11 a Santa Caterina, e invito i cittadini a partecipare perché come ogni anno verranno premiate e insigniti della maggiore onorificenza della città di Treviso tre personaggi della nostra realtà cittadina, quindi un premio speciale per delle persone veramente speciali che hanno reso grande la nostra città. Una giornata speciale anche per il gruppo Media Nord-Est, che comprende Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4, visto che tra i premiati domani a Santa Caterina con il Totila d'Oro, la massima onorificenza conferita dal Comune di Treviso, ci sarà anche Filippo Iannakopoulos, amministratore unico del nostro network. Abbiamo la famiglia Iannakopoulos perché attraverso il canale Antenna 3 è stata protagonista della comunicazione in città. Siamo tutti cresciuti con il telegiornale delle 19:30 di Antenna 3 e con il notiziario sempre puntuale e preciso. Poi ci sarà il mitico Don Canuto Toso, che è stato il fondatore della Trevisani del Mondo, che riesce dopo tanti anni a tenere ancora uniti tutti quei trevigiani che sono dovuti emigrare in altri paesi, ma grazie alla sua azione ancora oggi si sentono parte integrante della comunità trevisana. E poi entriamo nel mondo dello sport con la mitica famiglia Francescato, icona del rugby in città. Una cerimonia, quella di domani, che Antenna 3 manderà in onda integralmente domenica sera a partire dalle 21:15.